Assessore Bini, sarà un'edizione particolare di Fruidoc, ma era importante insomma, dare anche un segnale che la città c'è e che l'enogastronomia tipica insomma, deve farsi ancora conoscere. Beh, questo è un segnale importante che abbiamo, e uso il plurale fortemente voluto sia come Regione Friuli Venezia Giulia che come Comune di Udine, perché a dimostrazione di quanto questa città, questa regione, anche in un periodo particolare come l'attuale, stia dando dei segnali di ripresa importanti. Devo davvero complimentarmi con l'amministrazione comunale per quanto ha fatto in questo periodo. Guardate, qua ci troviamo in una location meravigliosa, in una via Mercato Vecchio, che seppur condizionata dai lavori in corso, si sta dimostrando davvero in tutta la sua bellezza. Una amministrazione comunale che ha, tra virgolette, inventato nuove manifestazioni, una amministrazione comunale che ha riportato e sta riportando tanta gente a visitare questa città. Quindi davvero complimenti all'assessore e al sindaco. È un'edizione diversa questa di Fruidoc, però un'edizione assolutamente importante che andrà a valorizzare ancora di più quelle che sono le eccellenze del Friuli Venezia Giulia da un punto di vista enogastronomico, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista culturale. Quindi davvero un Friuli Venezia Giulia che, e questo non lo dico io come assessore regionale, ma lo stanno dicendo gli indicatori in mio possesso, che per quanto riguarda gli indici di ripartenza si sta dimostrando una delle più virtuose in Italia.